Amici bellini, l'hanno chiesto davvero. Sono domande toste, sono domande che ti mettono in difficoltà. Garcia, ovviamente, così. La conferenza pre-Champions, importantissima la partita. Quanto è importante? Lo scopriamo insieme. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Fabrizio Butelli e ci svegliamo insieme, scaldiamo la voce perché ci si sveglia presto al mattino per le conferenze, ci fanno sempre aspettare un pochino, Noi ci colleghiamo in orario e c'è sempre un po' di attesa. Però lasciamo i like noi della community. Ho notato una chat sul canale ufficiale del Napoli molto attiva, completamente spaccata a metà tra quelli che senza nemmeno aspettare le domande, Garcia out, perché ormai è deciso, non possiamo fare qualsiasi cosa, è Garcia out, e altri che invece rispondono no, tu out, che vuoi mandare via Garcia, e quindi con trepidazione aspettiamo le domande che arrivano e le andiamo a leggere insieme. Poi facciamo un pochino anche la formazione, la ipotizziamo, non sappiamo tante cose a livello di formazione, però era anche logico, non è che uno si deve scoprire e dare dei vantaggi all'avversario. Con un Abraham tattico ci spostiamo, li vediamo insieme. Subito vi devo dire che Jack Raspadori conferma il fatto di essere un giovane maturo, un giovane della territoriale, insomma è veramente ha una proprietà di linguaggio, una maturità, la capacità anche di essere diplomatico, però senza dire sempre le solite frasi, si esprime in una maniera, questo è un dirigente del futuro, è un allenatore del futuro, è già allenatore di se stesso, è mentalizzato bene. Jack è veramente un personaggio positivo della nostra rosa e si fa apprezzare. Gli fanno anche delle domande alla fine della conferenza. Lombardo dirà complimenti a Raspadori perché siamo arrivati a 7 domande per il mister e 7 domande per il calciatore. Perché Raspadori ti dà soddisfazione, e ho notato che probabilmente i giornalisti hanno cercato di fare a Raspadori delle domande per non farle al mister, ma comunque domande che possono diventare domande tattiche, insomma cercare da Raspadori le risposte che Garcia non ti darebbe, però Raspadori se ne esce bene, sguscia tra le difese. Raspadori tra le linee si muove bene, e quindi andiamo a vedere. La prima domanda è una di quelle classiche, l'abbiamo sentita più volte: è questa la squadra più forte che ha mai allenato? Ce lo ricordiamo quante volte l'hanno fatta anche a Spalletti ci rispondeva sì, però anche altre squadre che ho avuto in passato erano molto forti, questa squadra è molto forte. Garcia dà la stessa risposta e dice sono squadre tutte diverse, momenti diversi della carriera, della stagione, il Napoli è molto forte. Premessa, prima di rispondere alle domande, a Garcia fa piacere fare una precisazione rispetto alla conferenza post partita con la Salernitana, perché durante una domanda della Scozzafava Garcia si distrae un attimo, pensa a delle cose sue e insiste nel voler ripetere. Lo aveva detto anche in conferenza, ma lo voleva ripetere, non stava pensando assolutamente né alla domanda né alle risposte che aveva dato Di Lorenzo da par suo. Insomma, dice rispetto il lavoro della giornalista, e quindi voleva precisare questa cosa. Quindi la squadra è tra le più forti, ovviamente, sempre molto forte. E Jack Raspadori è sempre protagonista, è sempre stato protagonista perché sa fare un po' di tutto. Si ripete ancora una volta sempre la posizione di Raspadori, ripetiamo sempre le stesse cose, ognuno poi può rimanere con la propria opinione, ma possiamo anche smettere di chiederlo, perché il 9, il falso 9, il trequartista, la seconda punta, però Garcia ci ripete, lo può giocare anche da mezzala, anche da esterno, insomma siamo alle solite cose. E dopodiché arriva la domanda che probabilmente fa più titolo, perché gli si chiedono a Garcia di Lindstrom, magari cercando di capire un po' più l'utilizzo, se è arrivato il momento di utilizzarlo. Questa è una cosa che noi pensammo anche all'andata
con l'Union Berlino, perché conoscendo un po' il calcio tedesco alla fine Lindstrom non ha scampoli di partita, più o meno lo stesso minutaggio di Elmas, è bene ricordarlo. E Garcia ci dice che a lui non piace pensare a un 11 titolare che è sempre lo stesso, i giocatori devono variare, però ovviamente ci sono i 5 cambi, quindi si può intervenire a partita in corso, cosa che diceva anche Spalletti, e alla fine noi sappiamo che come Spalletti, come Sarri, come Mazzarri, tutti gli allenatori alla fine hanno un 11 di riferimento di cui si fidano, e poi di volta in volta c'è lo stato di forma che può intervenire, c'è anche magari la scelta di un giocatore che tecnicamente può essere più importante contro un determinato avversario. Però Garcia è molto onesto nella sua risposta su Lindstrom e dice: ci sono gli 11 ma poi c'è pure il rendimento, io non voglio avere un 11 titolare fisso, ma... E ci ripete questa cosa, e questa è una delle cose che poi fa rispondere i tifosi in un certo modo, perché dice: uno mi deve fare gol, uno mi deve fare assist, uno mi deve fare anche la fase difensiva, e in questo momento Kvara e Politano mi garantiscono tutto questo. Il tifoso, che vuole per forza dare addosso a Garcia, risponde, o anche il giornalista, perché poi si confondono oramai i due ruoli, dice: ma se non lo fai giocare, quando te li fai gli assist così? Immaginate un Garcia che decide di togliere il Politano più in forma di tutta la sua carriera a Napoli per far giocare Lindstrom, per fare piacere a voi, perché abbiamo speso 20 milioni, 25, 30 e volete vedere Lindstrom in campo perché il nuovo acquisto ti esalta e ti dà fantasia e le diciamo le cose a Garcia, ma gli diciamo le cose logiche. Se lui mi fa giocare Lindstrom e non funziona, magari perché ancora non è dentro ai meccanismi della squadra, ancora magari non è capace di impattare sulle difese in un certo modo o di difendere in un certo modo, e gli vogliamo dare colpa anche di non far giocare Lindstrom e di far giocare un Politano così in forma, e siamo veramente all'assurdo, siamo all'illogico. È logico invece far giocare quelli che stanno meglio, ed è logica poi un'alternanza che porterà, facendo crescere il minutaggio, porterà Lindstrom a essere pronto e a dare quello che può dare alla squadra. Però non diciamo cose assurde, cioè Daiuka Lindstrom, Garcia out, ma siamo veramente disonesti. A questo punto c'è malafede. Se si accusa un allenatore di questa scelta bollandola come una scelta sbagliata, è malafede. Non c'è altra spiegazione. Se voi dite che Lindstrom è meglio di Kvara ed è meglio di questo Politano in questa forma, prendetevi le vostre responsabilità e ditelo, non c'è nessun problema. A Raspadori chiedono ancora essere numero 9, essere numero 10, bla bla bla. Alla fine lui ci dice: al di là delle posizioni in campo, la continuità, avere continuità aiuta per un giocatore, sapere di essere considerato dall'allenatore, sapere di avere un posto in squadra anche quando magari l'attaccante, che è Osimhen, che è l'attaccante ovviamente titolare, vogliamo dire pure che Osimhen non deve essere titolare, quando c'è in campo lui trova spazio da qualche altra parte, e per lui è importante perché comunque mette minuti, mette miglia, mette chilometri nelle gambe, nella squadra, e comunque è importante. Fanno i paragoni Paolo Rossi, Mertens, Del Piero. E quando torna Osimhen come si fa? La domanda proprio dell'anno scorso uguale, e Raspadori con grande intelligenza, con grande diplomazia: l'importante, come tutti i giocatori, è essere a disposizione. Non mi pongo il problema, al massimo questa cosa la dovete chiedere al mister. Cade a rispondere Raspadori: no, quando torna Osimhen si deve sedere lui in panchina perché adesso sono io il numero 9 titolare. E già. Dopodiché, domanda che ritorna sulla partita della Salernitana, perché oramai questo è, e la domanda è: il primo gol si è fatto con la riaggressione, quindi molto bene così, ma nel secondo tempo si è gestito o si è calato di condizione, o comunque come l'ha vista, eccetera eccetera. Garcia risponde che secondo lui è andato anche meglio il secondo tempo. Per quanto riguarda magari proprio le occasioni concesse, ha ragione Garcia, perché quell'unica parata che fa Meret la fa nel primo tempo. Quindi sotto questo punto di vista c'ha ragione. Poi noi sappiamo, guardiamo la partita e vediamo che tutte quelle triangolazioni, quella riaggressione, quella freschezza, brillantezza che abbiamo visto nel primo tempo, l'abbiamo visto di meno nel secondo tempo. È chiaro che se cerchiamo quello è meno soddisfacente nel secondo tempo, però è stato un Napoli assolutamente in controllo della gara, senza mai rischiare nulla.
E poi domanda combo, la domanda combo, non solo quanto è importante questa partita con l'Union Berlino, ma quanto è difficile, proprio la domanda combo proprio straordinaria, quella che tu non sai cosa rispondere. Il primo istinto di Garcia è di rispondere che non è molto importante, che non è molto difficile, sarà una passeggiata e non serve a niente. Questa è la risposta che dentro di sé pensa di dare, ma ovviamente rispondiamo in maniera logica, non ci dà ancora nessun tipo di matematica, nella vittoria, nella sconfitta, nel nulla. Ovviamente la partita è molto difficile, sappiamo tutte le premesse che il Berlino e l'Union Berlino ne ha perse 12 consecutive, quindi saranno ancora più disperati, eccetera, eccetera. Una domanda nuova, ma se la spiega questa differenza tra giocare in casa e in trasferta, meglio in trasferta che in casa? Andiamo alle solite. E Garcia dice sì, nel nostro stadio, lo stadio Maradona deve essere una piazzaforte, un misto tra una roccaforte e un piazzamento, una piazza, una cosa. Ovviamente dobbiamo essere anche un pochino comprensivi per quanto riguarda l'italiano di Garcia, che è ottimo, rendiamoci conto che comunque è ottimo, e deve diventare quindi una piazzaforte per noi anche lo stadio Maradona. Nonostante facciamo parecchi gol, si chiede a Raspadori se si può migliorare la percentuale realizzativa. Domanda fatta bene, domanda interessante questa volta, perché il freddo numero dei gol fatti, se lo corrispondi a quelle che sono i tentativi che fai, perché il Napoli è comunque primo nei tiri fatti e ne fa tantissimi più degli avversari, però non realizziamo tutti i tiri fatti, cosa che succedeva con Spalletti, cosa che succedeva con Sarri, cosa che succedeva con Gattuso, quindi è proprio veramente nel nostro DNA. E Raspadori dice sì, alla fine senza problemi. Noi sappiamo che dobbiamo migliorare, anche con la Salernitana abbiamo creato molto, ma dovevamo segnarne di più, e sotto questo punto di vista il lavoro del professionista è sempre quello di migliorarsi. Per vocazione, lui dice, noi attacchiamo sempre, quindi abbiamo questa voglia di attaccare e quindi possiamo essere più decisi quando poi dobbiamo realizzare. Sempre a Jack chiedono il rapporto con Garcia, cosa ti ha dato e cosa ti ha insegnato da quando si è insediato nel Napoli, e Raspadori ci fa sapere che ovviamente la continuità che ha avuto con Garcia, cosa che non poteva avere l'anno scorso con Spalletti, aiuta un giocatore in generale, e aiuta anche, lui dice, anche se mi mette ruoli diversi, il sapere di poter scendere in campo e quindi rimanere sempre in forma aiuta un professionista che deve stare sempre sul pezzo. L'inserimento delle mezze ali, anche questa è una domanda, sebbene banale per chi si diverte a parlare di tattiche e analizzare le cose. È banale, no? Che quando c'è un falso 9 o un attaccante che ama rientrare, si crea lo spazio, e l'inserimento delle mezze ali può essere fondamentale per creare dei pericoli a una squadra che probabilmente ti aspetta o ti segue a uomo, e quindi sarà importante. Quanto è importante l'inserimento delle mezze ali? E qua Garcia ovviamente con la domanda tattica ci può almeno dire una cosa che è meno banale delle altre, perché dice: noi pensiamo che l'Union giocherà sempre con la difesa a 3, ovvero difesa a 5, lo abbiamo studiato così, ce lo aspettiamo così, però ci dice anche che chi di noi o chi di loro ambiente giornalistico aveva studiato l'Union Berlino così a fondo, dice in Coppa hanno giocato anche a 4, di conseguenza noi siamo pronti per aggredirli in un certo modo e per trovare le soluzioni. È chiaro, una squadra di calcio come il Napoli, anche con un allenatore scarso come Garcia out, è chiaro che è pronta e deve essere pronta ad attaccare sia una difesa a 3 che una difesa a 4, e ci ripete soprattutto quando c'è Jack, no? Ricordate il movimento di Cajuste che va nello spazio poi lasciato da Raspadori. La partita contro il Verona era un'occasione dove si poteva segnare, un'occasione tatticamente sviluppata bene. Perché la domanda più importante, quanto è importante questa domanda, visto che domani è una partita importante che bisogna vincere, questa è la premessa, perché fanno sempre la premessa i giornalisti, quanto è importante avere vicino Osimhen, cioè, visto che la partita è difficile, visto che bisogna vincere, quanto è importante avere vicino, anche se non può giocare, cioè averlo vicino, proprio la presenza, cioè in tribuna, Osimhen che incita i compagni della il fatto che ogni tanto potrà essere inquadrato senza maschera perché non è in campo, quanto Garcia dice sì, quello torna domani e
Sicuramente. Cosa... Che significa? Che significa quanto è importante così? Sono domande dove voi cercate una risposta che magari scompagina un pochino. Cioè, che cosa vi doveva rispondere Garcia per farvi scrivere un articolo più particolare? Dice: non ce ne fotte di Osimhen niente, perché tanto non gioca, è infortunato. E alla fine lui dice: sì, più che pensare a quelli che vanno in tribuna a seguire la squadra, mi interessano quelli che possono giocare e che devono risolvere la partita. Qual era la domanda? Qual è il motivo della domanda? Quando uno fa una domanda, c'ha un'idea di una risposta, oppure veramente proprio le pescate da un panariello a casaccio? È veramente avvilente. Che poi noi ci lamentiamo che non si parla di campo, però quando arriva qualche domanda un pochino più tecnica, un poco più tattica, e li metti, poi uno si può pure rifiutare di rispondere. A volte Garcia l'ha fatto e lo abbiamo sottolineato, dice perché Zanoli, e lui dice, fa la battuta, dice perché sapevo dell'espulsione di Navas. Lì ce la prendiamo con Garcia, arriva la domanda dove tu puoi elaborare tatticamente e non lo fai. Ma se chiedi quanto è importante Osimhen in tribuna, le braccia cadono. Dopodiché, domanda interessante, che è tattica, che doveva essere per Garcia, ma che fanno a Raspadori, sperando magari che Raspadori ci faccia capire un pochino come la pensa anche Garcia, perché Garcia, lo sapete, stava sempre un po' sulla difensiva e un po' non si vuole scoprire come è giusto, un po' oramai questo è il rapporto, quindi se può darti un titolo in meno te lo dà. Quanto ti serve, quanto è importante la mezzala che ti aiuta in pressing, e qua se la vuoi sviluppare bene si può chiedere così. Contro la difesa a 3 con l'Union Berlino abbiamo visto che il primo pressing lo fanno Kvara e Politano sui 3, no? Raspadori, Kvara e Politano sui 3 difensori, quindi è logico che le due mezze ali stiano un pochino più dietro coperte a coprire anche i terzini e le vie centrali, mentre invece con una difesa a 4 sappiamo che è più logico che sia Zielinski ad accompagnare Raspadori nel primo pressing e quindi creare quel 4-4-2 ideale. Questa se la vuoi spiegare bene resta così un pochino nell'aria, tant'è vero che secondo me Raspadori non la capisce bene e invece di rispondere sulla fase difensiva e sul primo pressing risponde sulla fase offensiva e dice che è importante muoversi tutti insieme per non dare punti di riferimento e avere la mezzala che si inserisce anche tra le linee, che diventa una sorta di trequartista, è importante per non dare punti di riferimento. Quindi Raspadori l'ha vissuta questa domanda all'attacco, quindi non risponde sulla fase difensiva. È troppo chiaro e non la devo nemmeno spiegare a voi della community, siete troppo evoluti per doverla ripetere. Sempre a Raspa chiedono qual è il pregio di Garcia, perché ovviamente sottintesa nella domanda c'è: voi siete ancora i campioni d'Italia e lo volete difendere a prescindere da quello che dice Garcia in conferenza, che ripete il quarto posto. E qua sta per rispondere Raspadori, dice: dal primo giorno il mister ci dice non proprio di dimenticare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma, e sta per sviluppare un discorso, si interrompe la conferenza su YouTube e riprende con la traduzione in tedesco, che io purtroppo non posso sapere anche il tedesco. Immaginiamo che insomma abbia detto una cosa diplomatica, del senso: sì, noi lo vogliamo difendere, il mister ci dà convinzione dei nostri tanto Gadari ci dice no, dobbiamo arrivare al quarto posto, non pensiamoci proprio allo scudetto. Non lo possono mai dire così apertamente i giocatori. E poi: ti senti vice Osimhen? Quando poi torna Osimhen, la solita domanda: sei il vice Osimhen? Nessuno si deve sentire vice di nessuno, dobbiamo pensare sempre in funzione della squadra, eccetera eccetera. Insomma, quando ci lamentiamo del livello delle risposte, bisogna alzare anche il livello delle domande, mettere in difficoltà chi magari anche ti vuole non rispondere, e quindi se li metti in difficoltà con domande che, se già contengono la risposta, è anche inutile. Alle volte le domande sono delle considerazioni personali dei giornalisti che sottolineano, magari fanno delle zeppatine, va tutto bene, però se la domanda è sempre quando è domanda, quando è importante, quando è difficile, e addirittura quanto è importante Osimhen in tribuna, poca roba, non abbiamo speranze. Con un'analisi tattica ci spostiamo per fare delle ipotesi di formazione. Come vedete, abbiamo un po' di dubbi
gruppi in difesa, semplicemente perché forse è confermata la non presenza di Rachmani contro l'Empoli, perché c'è la partita da recuperare per il Kosovo in nazionale, quindi è possibile che perdiamo Rachmani contro l'Empoli. Di conseguenza io lo immagino titolare domani, considerando proprio che non potrà esserci contro l'Empoli, e quindi qua dobbiamo decidere. Juan Jesus ha recuperato, è perfettamente ritornato in gruppo. In questo momento però io lo considero un pochino dietro nelle gerarchie, anche per dare continuità a chi sta crescendo come Nathan e come Østigård, quindi lo tolgo. Qua c'è da capire Nathan Østigård. Onestamente io riproporrei Nathan al centro della difesa insieme a Rachmani, con Østigård che poi potrà prendere il posto di Rachmani, e quindi capire un Nathan Østigård contro l'Empoli, o un recupero anche di Juan Jesus potrebbe essere, ma l'immagino così. Tra Olivera e Mario Rui registriamo che finora Garcia non ha una logica di non si alternano molto spesso 3 partite titolare Olivera, poi 3 partite titolare Mario Rui, tutte consecutive. Olivera ha fatto un'ottima partita contro la Salernitana, tra i migliori in campo, è Champions, è fisicità, è fase difensiva. Confermerei Olivera, non lo so se questa è nell'idea di Garcia. Veramente è una lotteria. È una lotteria il ruolo del terzino sinistro. Finora non è chiaro se le gerarchie cambiano in continuazione, se si sceglie in base all'avversario o se si sceglie in base a quanto ti stanno dando negli allenamenti, perché questa è una cosa che noi non possiamo mai sapere. Se vediamo un giocatore, se Garcia vede un giocatore che è un po' scarico mentalmente, se si sta allenando bene, se sta spingendo al massimo, se ha bisogno di recuperare, non lo possiamo mai sapere. Ma immaginiamo che Lobotka sarà confermato a centrocampo, ancora minutaggio per Anghissà. Questo potrebbe essere un tema interessante, perché dopo la partita, dopo le fa tutte, è comunque in recupero. L'idea di Cajuste potrebbe esserci. Io avevo chiesto timidamente un po' di riposo per Zielinski, però questo è il centrocampo da considerare titolarissimo. Lo confermiamo in teoria. C'è sempre la possibilità Elmas, c'è la possibilità Cajuste, addirittura Gaetano, ma è una partita che devi vincere, è una partita che non devi sottovalutare, lo sappiamo benissimo. E anche il trio d'attacco mi sembra che oramai giri bene, abbia preso degli equilibri, e quindi si potrebbe confermare così. C'è da stringere i denti per altre 2 partite, questa è quella con l'Empoli, quindi io immagino poca rivoluzione onestamente, però la panchina è piena di possibilità. C'è Simeone che può andare al posto di Raspadori, Lindstrom così, Elmas, Kvara, Cajuste, Zanoli, eccetera eccetera. Insomma, non è facile entrare nella testa di Garcia, però una rivoluzione sarebbe sorprendente. Ogni volta che si avvicina una partita, qualcuno sui blog, qualcuno sui siti dice ha cambiato modulo, sta pensando a giocare così, e poi alla fine risulta sempre più o meno la stessa squadra, con 1 o 2 cambi strategici che mantengono invariati onestamente gli equilibri. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio per stare sempre sul pezzo con me. State spammando insomma un pochino, perché c'è la Bobo TV che sta cambiando format, meno Cassano, meno Adani, meno Ventola e più youtuber. Io faccio i complimenti per l'intervento del mio amico Emi Scouting, che ha portato un pochino di analisi tattica, di lavagnetta, insieme ad altri personaggi che sono andati da Bobo Vieri. Non ho contatti diretti, li posso cercare. La chat della Bobo TV era un continuo attaccarsi tra di loro, senza Cassano, senza Adani non è più la stessa cosa. Qualcuno che invece dice finalmente si parla di calcio e e non si dice solamente contro Allegri, contro Ronaldo, contro Messi. Insomma è il web è così, nessuno è mai contento, non puoi mai mettere d'accordo nessuno qualsiasi cosa fai. A me la polemica onestamente interessa poco. Se riusciamo ad allargare la community e a farci vedere da qualche altra parte, è bene. Capisco che quelli che dicono a me interessa la Bobo TV perché ci sono ex calciatori e abbiamo degli aneddoti che magari possiamo scoprire. Se devo sentire gli youtuber parlare di calcio, me li sento su YouTube, c'ha senso anche questo. Sto lì in attesa, se qualcosa succede ovviamente lo verrete a sapere. I like che vi siete dimenticati, no, non vi siete dimenticati, magari avete aspettato la fine del video, questo è il momento di lasciarli. E domani è Champions League.